Primo giorno di attivazione 116-117, direttore, com'è andata? Direi che è andata molto bene, abbiamo avuto qualche problema nella prima oretta, qualche problema tecnico, ma poi con l'aiuto dei tecnici e degli operatori è stato risolto, abbiamo evaso più di 200 richieste. Direi che è andato molto bene, per questo devo ringraziare i medici di continuità assistenziale e anche tutto l'altro personale, i direttori di distretto che hanno contribuito all'avvio estremamente efficace di questo nuovo servizio per il cittadino. C'è da parte di qualche utente qualche velata preoccupazione sulla modalità della presa in carico? Con chi si trova a parlare, chi chiama? Allora, il 116-117 rispondono delle persone che solo con l'ausilio dell'intelligenza artificiale viene trascritto quello che è il contenuto per ottimizzare i tempi di risposta e di passaggio, per cui non è una macchina che risponde, non è l'intelligenza artificiale, ma una persona che si prende cura di persone. Quale consiglio darebbe all'utente che deve utilizzare questo servizio? Diventa fondamentale per l'utente avere chiaro il riferimento che il 116-117 è la porta di accesso a tutti i servizi che non riguardano l'urgenza e emergenza e quindi devono chiamare il 116-117 per poter accedere e soprattutto essere presi in carico da un operatore, in quanto l'utente non dovrà più richiamare più volte, ma sarà preso in carico e incanalato in quelli che sono i processi di cura che necessari e appropriati per l'utente. Direttore, quali gli importanti miglioramenti che può comportare questo tipo di nuovo servizio per l'utenza? Cosa può trovare in più e meglio? Intanto si tratta di un numero unico, quindi più facile da trovare, da ricordare, ed è un servizio che permette al cittadino di avere una risposta immediata ai suoi bisogni tipo sanitario e sociosanitario. L'utente può chiamare il numero e trovare del personale qualificato che risponde alle sue domande e indirizza la sua richiesta ai servizi organizzati sul nostro territorio. Ricordiamo magari anche l'operatività di questa cosa, dottoressa, quando è attivo, quando il cittadino la può chiamare. Allora, il servizio è attivo 24 ore su 24, il cittadino può chiamare in ogni momento e trovare una risposta adeguata ai suoi bisogni. E quali sono le principali cose per le quali può chiamare? La risposta che può trovare è sul piano sanitario, quindi diciamo così, il vecchio servizio della continuità assistenziale che viene gestito adesso appunto tramite il numero unico 116-117, e una risposta anche a tutti i bisogni sociosanitari che vengono erogati all'interno dei servizi territoriali. Quali sono state, dottor Rigoli, in questa prima uscita le motivazioni principali per cui l'utenza si è rivolta al nuovo numero? Sono state circa 200 chiamate, hanno riguardato tutte situazioni non urgenti, perché ricordiamo che le situazioni urgenti sono sempre legate al 118. Parte dei pazienti sono venuti direttamente attraverso la chiamata al 106-117 alla continuità assistenziale, e parte invece sono stati affrontati i temi attraverso il ticket, quindi per via telefonica. Diciamo che adesso stiamo raccogliendo i dati, fra qualche giorno avremo dati più consistenti e questi serviranno sicuramente per migliorare le condizioni e per organizzare degli incontri con i medici di medicina generale per condividere con loro che cosa fare per migliorare la situazione.